Cominciamo col dire che l'epidemia di flavescenza dorata è iniziata nel 2019-2020. Si è espansa in modo considerevole nel 2021 e ha raggiunto il suo picco nel 2022. Poi nel 2023 è iniziata la discesa che si è manifestata in modo più marcato nel 2024. Tutti i territori vitati della regione sono stati più o meno interessati. I settori che sono stati maggiormente colpiti sono il Soave, i Lessini d'Urello, i Colli Iberici, il Braganze, dove ci troviamo adesso, il Consalvano, la Pedemontana Trevigiana, il Piave e l'Isompra Maggiore. Per quanto riguarda l'incidenza, possiamo dire questo: abbiamo raggiunto nell'anno di picco, il 2022, un valore medio di presenza del 4%, 4-5% per dirla, come media regionale. Molto variabile peraltro, con valori da 0 fino a 30% e oltre. Il valore invece registrato nel corso di quest'anno parla di un'incidenza media dell'1-2%, quindi un calo significativo. La Regione Veneto si è attivata sin da subito quando ci sono state le prime avvisaglie di un inizio di epidemia e quindi attraverso il servizio fitosanitario che qui mi onoro di rappresentare già dal 2020 ha attivato delle misure rafforzate di lotta obbligatoria, mirandole sui territori che avevano manifestato per primi lo sviluppo dell'epidemia. Successivamente le misure sono state ulteriormente rafforzate nel 2022 per poi arrivare a una estensione a tutto il territorio a partire dal 2023, anno in cui è stata costituita l'area delimitata in eradicazione della flavescenza dorata come status da normativa fitosanitaria, uno status questo che consente ai servizi fitosanitari di adottare misure particolarmente drastiche. Sono obbligati tutti i viticoltori, professionali e no, a qualunque titolo, o conduttori evidentemente, a rispettare le misure che sono contenute nel decreto di lotta obbligatoria. Il decreto di lotta obbligatoria è un atto che viene aggiornato di anno in anno, normalmente nel mese di maggio. Tutte le disposizioni che sono lì presenti devono essere rispettate. Sono previste delle sanzioni inevitabili, visto che appunto si tratta di un decreto di lotta obbligatoria. È una sanzione amministrativa, la prima, che va da 1.000 a 6.000 euro per gli inadempienti, ma soprattutto c'è anche diciamo così, una non assegnazione di contributi in campo agrario e di sviluppo rurale, di qualsiasi forma di contributi, nonché il blocco della produzione, diciamo, della particella contestata, fin tanto che il proprietario conduttore non adempie alle suoi doveri, nel caso specifico in particolare alle estirpazioni. A supporto degli agricoltori e dei tecnici presenti sul territorio, Veneto Agricoltura, su mandato della Regione Veneto, ha organizzato alcuni corsi di formazione online e lezioni di approfondimento pratiche in vigneto, per facilitare il riconoscimento dei sintomi della flavescenza dorata ed il monitoraggio dell'insetto vettore Scaphoideus titanus. Inoltre ha promosso la creazione di materiali informativi consultabili da tutti gli operatori del settore. I buoni risultati che si stanno ottenendo in termini di riduzione dell'incidenza della malattia sono imputabili, a nostro avviso, a due fattori determinanti. Il primo è una comunicazione riuscita, nel senso cioè che sin dal primo momento organizzazioni di produttori, organizzazioni sindacali, enti di ricerca, tutti i portatori di interesse hanno parlato all'unisono e hanno condiviso le misure di lotta obbligatorie che sono state decise. Ovviamente il buon esito dell'andamento in campagna è dovuto al viticoltore che ha messo in essere le misure che sono state definite, ma queste sono state agevolate molto da una comunicazione omogenea e tutta in una stessa direzione, basata soprattutto sulle conoscenze scientifiche. Primo aspetto. Secondo aspetto, inevitabilmente quando si tratta di porre delle misure obbligatorie diventa fondamentale l'attività di controllo. Ebbene, i nostri uffici, il servizio fitosanitario, siamo uffici competenti in questo senso, abbiamo potenziato molto negli ultimi anni i controlli in campo. Ci sono pervenute, pensate, dal 2022 fino a quest'anno 964 segnalazioni, le abbiamo accertate tutte.
Nell'80% dei casi dove effettivamente abbiamo riscontrato una inadempienza effettiva sono state diciamo così emanate 608 ordinanze di estirpazione e gli altri siamo riusciti a risolverle semplicemente con un ammonimento verbale. Il trend della discesa della malattia quindi è in corso, però attenzione, guai a dare per vinta la flavescenza dorata, sarebbe imperdonabile. La guardia va mantenuta alta, quindi raccomando a tutti i viticoltori di seguire con attenzione le disposizioni perché i ritorni sono sempre dietro l'angolo.